Andiamo nel tema della giornata, il tema principale, quello appunto del rogito, per così dire, ma riassumiamo in questo un po' tutta l'attività dei notai, che è ovviamente, come tutte le attività economiche e anche come tutte le nostre vite quotidiane, è stata molto rivoluzionata e molto condizionata in queste settimane. Come abbiamo annunciato, è tornato a trovarci, anche se telefonicamente, il consigliere nazionale del notariato e notaio, ovviamente, Giulio Biino. Allora, bentornato a Due di Denari in primo luogo. Buongiorno a tutti, grazie di avermi rinnovato l'invito, è un piacere essere di nuovo con voi, anche se solo telefonicamente. Deborah, dove vogliamo partire? Qui ascoltatore spremunt, lo dico in latino perché qualcuno ha messo rogito ergo sum, anche come... Quindi insomma c'è anche una certa inventiva, voglia anche un pochino di scherzare, questo mi sembra un buon segnale. Ottimo. Da dove vuoi partire? Cominciamo. Allora intanto gli studi degli oltre 5.100 notai d'Italia non hanno mai chiuso sin dall'avvio dell'emergenza sanitaria appunto da Covid, però sì, loro erano aperti ovviamente con tutte le precauzioni del caso all'interno dei loro studi, ma in realtà avevano ben poca clientela perché per tutti i limiti degli spostamenti chiaramente si sono dovute interrompere molte delle iniziative di carattere ordinario che chiaramente si potevano svolgere all'interno degli studi professionali appunto dei notai. Adesso un pochino siamo in questa fase di allentamento del lockdown, quindi per gli spostamenti ci sono un po' più di possibilità. Quindi la prima domanda, notaio Bino, è su che cosa avete ripreso a lavorare in maniera più intensa rispetto... Esatto, come stanno andando le cose? Diciamo che dal 4 maggio abbiamo ripreso l'attività ordinaria, nel senso che gli studi erano aperti prima, sono aperti oggi, però oggi sono state superate quelle richieste di indifferibilità e di urgenza che invece erano necessarie per stipulare nel momento del lockdown rigido. Nella fase 2 possiamo stipulare tutti gli atti senza più essere legati alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza. Chiaramente stiamo cercando di dare la precedenza a quelli che erano stati sospesi o rinviati in precedenza, a quelli che hanno delle scadenze più pressanti, cioè si cerca di dare nei limiti del possibile un ordine cronologico legato alle esigenze della clientela, anche tenendo conto che sì, si riprende l'attività ordinaria, ma con tutte le cautele e nel rigoroso rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. Signor notaio, ma se uno ha un rogito fuori dalla regione, in questo momento, come sappiamo, per uscire dalla propria regione bisogna munirsi di autodichiarazione, quelle che abbiamo utilizzato in varie versioni, e però solo per i casi appunto di necessità e urgenza, riassumo un po' così alla Carlona, l'ultimo DPCM, quello tra sabato e domenica, di domenica anzi per la precisione. Quindi che si può fare? Possiamo spostarci di regione per rogitare, oppure meglio aspettare giugno? Dunque, con una dichiarazione di urgenza, quindi una sorta di autocertificazione di urgenza, ci si può spostare e noi possiamo stipulare anche con riferimento a clienti che vengono da fuori regione. È chiaro che per quel tipo di rogito magari si possono adottare delle altre modalità, cioè favoriamo il rilascio di procure, in questo mantenendo fermo quello che avevamo già previsto nella fase 1, e cioè una sorta di deroga alla normativa deontologica che prevede che di norma le procure non debbano essere rilasciate a dipendenti dello studio. Invece per questa fase consentiamo il rilascio di procure a dipendenti dello studio, proprio per consentire di evitare lo spostamento di regione. Oppure si possono stipulare atti nella forma della scrittura privata autenticata con doppia autentica, quindi un'autentica nella regione dove risiede per esempio il venditore e attraverso la comunicazione tra notai la seconda autentica, e quindi la chiusura del rogito nella regione dove risiede l'altro contraente, per esempio nel nostro caso l'acquirente. Quindi diciamo che ci sono anche delle alternative per facilitare quelli che già nella fase 1 abbiamo chiamato atti a mobilità ridotta, e poi evidentemente confidiamo che
a breve anche questo tipo di prescrizione e di limitazione venga a cadere, in modo tale che anche gli spostamenti da regione a regione vengano consentiti con più facilità. So che i notai sono fortemente informatizzati, non da oggi, in realtà già dagli anni 90 voi avete una rete unitaria del notariato. L'utilizzo di email, posta elettronica certificata, eccetera, può in qualche modo sostituirsi agli spostamenti fisici, notai, in questa fase? Diciamo che per tutta una serie di attività sicuramente sì, quindi c'è la possibilità. Per esempio, partiamo proprio dalla fase prodromica a Rogito, soltanto anche per la fase della consulenza. Avremmo previsto con una nostra FAC che tendenzialmente la consulenza avvenga per via telefonica o in videoconferenza, in modo tale da evitare non soltanto lo spostamento, ma anche proprio il contatto all'interno dello studio. Ovviamente anche tutta la trasmissione dei documenti può avvenire in via telematica, quindi con le modalità ordinarie della mail, e quindi diciamo che si può arrivare fino sostanzialmente al momento della stipula senza la necessità di accedere allo studio. L'unico momento in cui questo è necessario è proprio il momento del rogito. Anche per tutti gli adempimenti successivi, proprio quella forte informatizzazione cui lei faceva cenno prima ci consente di arrivare alle volture catastali, alle trascrizioni nei registri immobiliari e quindi a tutti gli adempimenti successivi alla compravendita, anche oppure i contatti col registro delle imprese per quello che riguarda gli atti societari, tutto in via telematica e quindi senza necessità di ulteriori spostamenti o di contatti con terzi. Ma a parte questo, notaio Bino, comunque per l'ordinarietà, per tutto ciò che è necessario fare in maniera indispensabile appunto nei vostri studi, come avete riorganizzato l'attività? Diciamo che anche qui stiamo progressivamente procedendo verso la normalità, però adottando tutti i criteri e le modalità di adeguamento alle prescrizioni igienico-sanitarie, per cui ci siamo muniti ovviamente di guanti monouso, di gel sanificanti, di mascherine, richiediamo la puntualità in modo tale che si eviti il sovrapporsi magari di clienti in attesa in sala d'aspetto, prescriviamo il rigoroso rispetto della distanza, il famoso metro all'interno dello studio, e anche qui generalmente siamo dotati di sale stipule ragionevolmente ampie, facilmente aerabili, e quindi tranne proprio casi limite e qui se vogliamo raccontare un aneddoto, ho dovuto stipulare la settimana scorsa un atto in cui una cliente acquistava da un condominio e quindi i venditori erano una dozzina di comproprietari pro quota millesimale di una unità immobiliare che questa mia cliente acquistava. Questo atto era stato procrastinato fin dall'inizio del lockdown, perché combinazione era scadenziato proprio all'inizio del lockdown. A questo punto erano tutti nella necessità di concludere anche per ragioni condominiali e l'ho stipulato in cortile, non avendo la possibilità di accogliere 15 persone o 16 quant'erano nel rispetto della normativa. Ho chiesto loro se erano disponibili a rinviarle e mi hanno accennato a tutta una serie di problematiche che rendeva molto difficile il rinvio. A quel punto ho fatto presente che l'avrei stipulato nel cortile del mio studio. È un po' come per tutte quelle pratiche successorie che devono essere finalizzate con tanti eredi, no? Capita a volte di vedere uno studio di un notaio particolarmente affollato anche in queste circostanze, quindi forse anche questa è una situazione che può essere risolta in questo modo, notaio? Le divisioni ereditarie hanno un po' questa caratteristica spesso di essere caratterizzate dalla presenza di molte persone, e in quel caso può anche diventare poi il ricordo dell'atto al tempo del coronavirus. Io ho delle foto
che penso che farò vedere ai miei nipoti, ecco. È un po' mi fa venire in mente un po' il Presidente del Consiglio quando ha fatto la conferenza stampa in cortile, anche lui con tutti i giornalisti esatto, ben distanziati, anche lei con tutti le varie parti dell'atto ben distanziate. Vi devo interrompere un istante perché è il momento delle informazioni sulla viabilità, però vorrei affrontare poi con lei, notaio Bino, il problema del rapporto con gli uffici pubblici, perché alcuni ci scrivono sì, ma io ho in sospeso una cosa, una giudicazione in asta, e però il tribunale non sa, non c'è, non risponde. Un altro mi dice mi manca Andrea da Milano, Mauro, se vedi su questo, vero? E proprio lì volevo arrivare, ma ci andiamo, cara Deborah, non essere impaziente, dopo il traffico. Abbiamo detto affrontiamo gli aspetti del rapporto con gli uffici pubblici, perché poi alla fine il notaio è pubblico ufficiale, ma deve relazionarsi sempre con gli uffici pubblici, fossero uffici del registro, fossero conservatorie, tribunali e così via. Abbiamo Andrea che ci ha chiamato da Milano, se capisco bene, che ha un problema appunto con un ufficio pubblico. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie della possibilità. Cercherò di essere sintetico. Sì. In buona sostanza io sto cercando di portare a buon fine l'acquisto di un immobile. Sì. Da parte della banca ho già il semaforo verde, da parte del notaio ho già fatto compromesso, da parte del notaio ho un semaforo rosso che dice no, io sono in attesa della dichiarazione urbanistica, della certificazione urbanistica dell'immobile, ma a quel punto mi devo fermare perché trovo dal lato del comune la risposta che gli uffici sono chiusi, è impossibile accedere agli archivi e non si sa neanche quando potrà essere possibile. E quindi io vedo il traguardo a 1 metro, ma sono bloccato. Volevo capire innanzitutto se è necessaria questa dichiarazione, certificazione urbanistica per l'immobile che sto acquistando, o se si può in qualche modo bypassare. E poi volevo capire se voi avete notizie di questi uffici comunali, come stanno lavorando, se le pratiche edilizie vengono portate avanti, se l'accesso agli archivi è possibile. Perché io veramente sono in grossa difficoltà. Sì, lo capiamo, perché è un po' un punto di... È Milano, giusto? Le chiediamo conferma. È un comune in provincia di Milano. È un comune più piccolo, quindi in provincia di Milano. È un comune più piccolo in provincia di Milano, sì. Allora, notaio Bino, cosa possiamo rispondere? Che indicazioni possiamo dare all'ascoltatore? Diciamo che tocchiamo un punto nevralgico e complesso di questa fase di ripresa, perché ovviamente i rapporti con gli uffici pubblici risultano complessi in relazione a tutte le prescrizioni che anche negli uffici pubblici si stanno adottando per adeguarsi. Sinceramente non ho chiarissimo che cosa intenda l'ascoltatore per certificazione urbanistica, perché potrebbe trattarsi del certificato di destinazione urbanistica piuttosto che della ordinaria misura sulla situazione urbanistica dell'immobile. Ma vorrei superare proprio al di là di quello che è il documento che il notaio richiede, quello poi eventualmente possiamo farlo oggetto di una conversazione diversa, ecco. Sì. Io volevo fare un discorso un po' più generale sul rapporto con gli uffici pubblici, che si sta anche qui progressivamente allentando e facilitando, perché tutti gli uffici pubblici si stanno adeguando alle normative e si stanno adoperando per. La Lombardia vive una situazione un po' particolare, proprio perché anche oggi ci sono alcune conservatorie che risultano ancora chiuse, sono prossime all'apertura. Io ho avuto un'interlocuzione proprio questa mattina col vice direttore generale dell'Agenzia delle Entrate per capire quali fossero le problematiche e le potenziali aspettative sulla riapertura. Mi ha garantito. Cosa le ha risposto? Prego? No, eravamo in ansia per sapere la risposta. Ecco, allora mi ha garantito, dicendomi che potevo tranquillamente darle notizia, che la peggiore delle ipotesi è per una riapertura lunedì della prossima settimana. Sono però ragionevolmente fiduciosi che tutto questo avvenga già tra giovedì e venerdì di questa settimana, quindi la prospettiva è ragionevolmente rosea. Tutto sta nella chiusura di una trattativa sindacale legata proprio alla possibilità di adottare tutte le misure richieste, termoscanner, misurazione della temperatura e quant'altro. Sono perfettamente consapevoli dell'urgenza che riveste la tematica. Va anche ricordato che
non sono, adesso l'ascoltatore è di un piccolo paesino in provincia di Milano, soltanto le più importanti, o perlomeno Milano è una conservatoria aperta, sia Milano 1 che Milano 2, è aperta Monza Brianza e mi risulta che sia aperta anche Varese, le altre che sono 5 che risultano attualmente chiuse, come vi dicevo l'Agenzia delle Entrate si sta prodigando per aprirle quanto prima. Diciamo al massimo. Sì, prego, notaio. È garantito un servizio di visura in via telematica, cioè è possibile inviare una mail all'ufficio e chiedendo ovviamente il volume che si richiede di consultare e ottenere una risposta sempre via mail. Allora, intanto ad Andrea da Milano, anzi dalla provincia di Milano, abbiamo capito, poi lo invitiamo a scrivere a 2didenari@radio24.it se vuole una precisazione puntuale, perché appunto c'era questa incertezza sul tipo di documento. C'era anche un caso, signor notaio, di chi aspetta per il tribunale, che immagino ha un analogo problema, cioè non si riesce a concludere quanto definito in un'asta fallimentare perché il tribunale non è operativo. A lei cosa risulta da questo punto di vista? Le problematiche sono sostanzialmente le stesse, oltretutto è difficile dare una risposta a valenza generale perché ci si sta muovendo un po' a macchia di leopardo, cioè ogni tribunale sta cercando di adeguarsi e di rendere possibile tutti i servizi nel più breve tempo possibile. Le prescrizioni sono molte, l'accesso al pubblico nei tribunali è estremamente numeroso, sapete perfettamente quali code spesso si formino all'accesso dei tribunali più importanti e quindi le necessità di adeguarsi alle prescrizioni sono più complesse. Anche qui ho avuto alcune interlocuzioni, oltre che con il presidente del Tribunale di Torino, che è il tribunale di mia competenza, insomma, cioè la città in cui lavoro, ma anche provando a fare qualche interlocuzione in giro per l'Italia, so che tutti i tribunali si stanno adoperando per riuscire a fornire tutti i servizi nel più breve tempo possibile, non fosse altro anche quelli delle notifiche. Le stesse difficoltà ci sono per le notifiche, code oceaniche con tempi lunghissimi o addirittura chiusure quando sta per arrivare il proprio turno. A tutti va chiesta un po' di pazienza. Purtroppo... Esatto, notaio. Ha detto la parola giusta che ci serve proprio per introdurre la domanda che è testé arrivata al nostro indirizzo di posta 2didenari@radio24.it da parte di un'ascoltatrice che si chiama Raffaella, perché poi a prescindere dal fatto che gli atti non si riescono a siglare ci sono delle ricadute a domino interminabili come quella appunto verso la quale è impattata la nostra ascoltatrice. Il 21 maggio era stata fissata la data della stipula per l'acquisto della mia prima casa e qua sempre su Milano siamo. La parte venditrice però adesso non vuole presentarsi perché dice che non ci siamo accordati sulla data del trasloco, quindi qua c'è intanto un problema che non viene addebitato direttamente a Covid. Il compromesso parla del 31 maggio ma la parte venditrice vuole andarsene il 30 giugno. Cosa posso fare per tutelarmi? Notaio, lei si deve mettere la casacca del mediatore in questo momento, come suggerirebbe la nostra ascoltatrice di comportarsi, perché se comunque sul compromesso una data c'è e allora la parte venditrice non ha molto ragione nel chiedere un termine diverso. Diciamo che di nuovo, proprio perché lei mi invitava a indossare la casacca del mediatore, la casacca del mediatore è quella che è un po' la casacca che il notaio indossa sempre, anche nelle situazioni ordinarie, quando non abbiamo queste emergenze. Il primo richiamo che il notaio deve fare alle parti è quello di tentare di raggiungere un accordo che si fondi innanzitutto sul buonsenso, cercando di comporre le reciproche esigenze. Abbiamo pur sempre quel famoso articolo 91 di cui abbiamo già parlato, che assimila l'emergenza Covid all'impossibilità sopravvenuta e quindi consente di spostare i termini o di considerare il mancato adempimento di un termine causa di appunto legittimo inadempimento perché causato da impossibilità sopravvenuta. È evidente che però, essendo una norma, come dire, di sfogo, una valvola di sfogo, non è detto che la controparte accetti il richiamo a quella norma e che quindi pretenda l'adempimento nei termini fissati. Tutto
questo è evidente che non può essere risolto in termini sicuri se non con un accordo tra le parti. Il resto può purtroppo diventare contenzioso. Tutti sappiamo che normalmente col contenzioso si allungano i termini e anche gli animi si esacerbano sempre di più, per cui sarebbe opportuno che i due contraenti si incontrassero o virtualmente o di persona, e se possono farlo, e tentassero di comporre le loro reciproche esigenze, che purtroppo sicuramente saranno in qualche modo entrambe legittime. Poi i termini sono termini. Però se un termine contrattuale c'è, magari questa persona ha già stipulato il mutuo, magari questo mese parte il mutuo, parte il mese di giugno, quando la persona aveva già la certezza di poter abitare l'abitazione appena comprata, per cui mi sembra che, come dire, adesso così ad occhio la parte acquirente ha un pochino più ragione di quella venditrice, ma così questa è una sensazione senza aver visto nessuna delle carte. Sicuramente sì, però poi, come tutti sappiamo, le singole situazioni hanno mille sfaccettature e tra l'altro, come lei stessa diceva prima, poi spesso purtroppo capitano queste necessità di adempimento che hanno ricadute a domino, perché su quella compravendita se ne può innestare un'altra ancora, ci sono mutui le cui delibere scadono e anche qui abbiamo dei problemi, perché quando la delibera di mutuo scade potrebbero cambiare le condizioni, quindi è evidente che il mancato rispetto di un termine purtroppo può comportare conseguenze anche imprevedibili. In linea di massima, visto che oggi, come abbiamo detto in apertura, gli studi sono aperti e operano nella ordinarietà, sarebbe opportuno che si cercasse di adempiere ai termini, ecco, non usando l'emergenza quasi come una scusante per prorogare. Una contro l'altro, ma venendosi incontro. Grazie al notaio Giulio Bino. Anche per lei l'abituale richiesta: non lasci il paese, perché avremo ancora bisogno di lei. Deborah, io non so se domani sarò qui, perché sai che c'è il fascicolo 7:30 domani in edicola, io me lo voglio leggere tutto. Arrivederci. Allora guarda, domani mi affronto io tutti i casi del BTP Italia di nuovo, perché siamo stati travolti di nuovo da tante richieste. A domani.